l'onorevole Corrado Callegari, coordinatore Veneto Grande Nord. Buonasera a tutti. Buonasera. Corrado Callegari, cosa ne pensa? Beh, diciamo che è evidente che c'è una diatriba all'interno dei 5 Stelle dovuto alle sconfitte elettorali che sono state subite di recente dal movimento, ed è chiaro che all'interno ci sono dei movimenti. Ovviamente Di Maio sicuramente lo ha dimostrato, non è un politico all'altezza, un politico improvvisato, insieme a tanti 5 Stelle che sono arrivati sull'onda di un successo elettorale. Ovviamente pesa il fatto di fare il segretario, oppure come lo chiamano loro, il capo politico, e fare anche il ministro di un ministero, ma anche quello precedente che aveva, dello sviluppo economico e del lavoro. Non erano ministeri leggeri. Quando uno fa il ministro deve fare il lavoro di ministro e stare dentro. Questo molte volte in politica non succede, soprattutto se a fare i ministri sono i segretari. Diciamo Di Maio, Corradi, secondo lei alla fine Callegari non si dimetterà? Sembra, diciamo, abbia smentito questa cosa. Non è che abbiamo la sfera di cristallo per sapere quello che succederà prossimamente, anche perché, ripeto, il Movimento 5 Stelle è un movimento un pochettino tutto per conto suo. È vero quello che è stato detto, che ovviamente lui è sì un segretario, però di fatto c'è l'influenza molto forte di Beppe Grillo e anche di Casaleggio. È un partito è un movimento un po' anomalo rispetto a quello che sono tutti i partiti presenti nella politica italiana. Del resto i cittadini, per una serie di motivi, li hanno votati, li hanno messi alla prova, gli hanno dato anche un consenso notevole, e adesso i cittadini prenderanno loro le conseguenze, le decisioni sulle prossime elezioni, se dare il consenso oppure no. Già si è visto di recente la debacle che hanno avuto nelle varie tornate elettorali. Effettivamente hanno perché purtroppo l'elettorato molte volte è influenzato dalle sirene, e se ne accorge a distanza di tempo poi che le sirene non erano quelle giuste. Ma tu vuoi dirmi che quando siete andati al governo qui 5 Stelle pensavate di portare a casa l'autonomia? Non sta mai a dire questo, perché dopo quello che si è vissuto con la devolution e con i decreti del federalismo fiscale, vuoi dirmi che andando qui 5 Stelle pensavate di portare a casa l'autonomia? No, questo è stato un imbroglio che avete fatto i veneti. Io ho sostenuto il referendum per l'autonomia, perché ovviamente bisogna dare sostegno a tutte le forme che possono portarci quello che per anni noi abbiamo battagliato, però non puoi pensare che vai qui 5 Stelle, i 5 Stelle ti danno l'autonomia. No? Callegari. Sì, io qua però vorrei evidenziare una cosa, perché la magistratura, che sappiamo comunque che si è sempre mossa a orologeria nei confronti della politica, non solo con la Lega e Berlusconi, ma ricordiamo anche Renzi, per dire, cioè là ci sono chissà che giochi intrecciati, ma le due navi, la Diciotti e l'altra, la Goretti, erano 2 navi militari, 2 navi che dipendevano del Ministero della Difesa. Questo cosa vuol dire? Che se un ministro, che era quello degli interni, dice no, respingiamoli, e l'altro ministro li prende e li imbarca su, vuol dire che questo evidenziava già una contraddizione che c'era all'interno del governo, cioè che un ministro faceva una cosa e uno ne faceva un'altra. Il motivo per cui la magistratura è intervenuta è perché sono 2 navi militari, non è intervenuta sulle ONG, è intervenuta su queste 2 cose qua, perché 2 navi militari che in teoria non avrebbero dovuto essere, diciamo, sequestrate, è sbagliato il termine, ma diciamo bloccate nei porti e non permettendo di sbarcare alle persone. Questo sta di fatto. È una vecchia storia che ormai si trascina da decenni, cioè a ogni finanziaria ci sono dei problemi. Perché? Perché il nostro è uno Stato che, se fosse un'azienda, avrebbe già portato i libri in tribunale, perché uno Stato che ha 2.500 miliardi di debito pubblico è uno Stato che è fallito. Ma è fallito perché è uno Stato che va a 2 velocità. Tu, sindaco, giustamente dicevi, i comuni del nord devono sanare i buchi del sud, dei comuni del sud, ma non solo i comuni, la sanità, altri servizi. Adesso, di recente, c'è stato l'aumento dell'autostrada, della CAV, che ha creato un sacco di problemi.
Cioè, rendiamoci conto, le autostrade da Napoli in giù non si pagano, no? Quindi cosa vuol dire? Che se non c'è un concessionario che ritira i soldi, la manutenzione chi è che la paga? La paghiamo noi. E allora negli altri siamo becchi e bastonati, scusatemi il termine, cioè le autostrade del sud le manteniamo noi per quanto riguarda la manutenzione. In più, per farci la manutenzione sulle nostre dobbiamo aumentare i pedaggi. Cioè, se mi dite la cosa, il bello è che dentro la CAV c'è la Lega, cioè queste sono le cose per cui mi sono allontanato a suo tempo negli anni che furono la Lega, perché non è possibile, noi facevamo una serie di ragionamenti e io stasera, amico Comencini, non ti ho sentito una volta parlare di autonomia, parlare... Come no? L'ho detto subito che è uno dei motivi che abbia staccato la spina, di cosa ho parlato? Parli solo di Italia, cioè fai tutti gli argomenti che... Ho parlato di autonomia del Veneto, cioè, non so se forse tu non c'eri, non l'hai sentito, autonomia del Veneto detto. con chi? Con i 5 Stelle. Ma noi ci abbiamo provato, noi ci abbiamo provato. Ma dopo che vediamo se siete capaci. noi ci avevamo già provato, no, ci avevamo già provato. E quando vedi che le cose non possono andare, non si può andare sempre con la stessa strada, hai capito? Ma infatti non siamo più con i 5 avete Stelle, non siamo preso più in sulla stessa giro strada. i cittadini del nord che ci sono cascati, speriamo che non succeda ancora.